a nostro avviso, da cittadini vesuviani prima, flegrei poi, no? Noi abbiamo, a mio avviso, proprio il diritto di restare nelle nostre terre o almeno nelle vicinanze. Anche Emilio Caserta, giornalista e direttore l'identitario.com. Il problema è anche l'informazione e il fatto che ne sta risentendo anche il turismo, giusto? Certo, ma non è solo quello. Allora vorrei collegarmi a quello che è stato detto precedentemente. In realtà sappiamo bene che anche la NATO c'è stata nei Campi Flegrei, anche l'aeronautica c'è tuttora nei Campi Flegrei, quindi il discorso anche abusivismo, le case, eccetera, eccetera, dobbiamo cominciare a chiederlo anche allo Stato, il perché si trova lì con le sue strutture. In realtà noi siamo una popolazione millenaria, per cui andare diciamo, a chiudere questi tipi di discorsi, e poi mi collego al discorso dell'informazione, semplicemente parlando di abusivismo, quando in realtà poi i disastri succedono in tutta Italia. In questo paese, veramente un paese molto sensibile ai disastri naturali, è chiaro che è semplicemente un modo per fagocitare una comunicazione che tende poi a portare anche danni dal punto di vista turistico. Noi abbiamo saputo, per quanto fortunatamente al momento Napoli regge ancora tanto, ringraziando il cielo, del turismo, ma anche Pozzuoli, e dopo ci colleghiamo anche a un altro passaggio sul discorso delle convenzioni con Federalberghi, praticamente i turisti, cioè, diciamo, ci è arrivata notizia che molte agenzie turistiche, soprattutto anche dell'estero, stiano disincentivando le persone a venire in questi territori. Ora, premesso che, ripeto, il fenomeno del bradisismo è storico e diciamo che andrebbe fatto conoscere al mondo proprio per le sue ricchezze, così come qui vennero i romani, vennero i greci, quindi stiamo parlando di una terra antichissima e già compresa voglio dire, dai nostri antenati. Ieri proprio mi hanno girato uno studio di un esperto inglese che praticamente ha riconosciuto come i cognomi, molti di noi pensano che Pompei sia finita con l'eruzione del Vesuvio del 79, in realtà non è così, perché molti cittadini di quelle zone si sono spostati nelle zone limitrofe, infatti si trovano molti nomi e cognomi pompeiani anche nelle zone vicino al Vesuvio. Quindi un discorso di comunicazione, in realtà è più un discorso di cultura, perché nel momento in cui noi cominciamo ad avere più padronanza della nostra storia e di quello che in realtà il nostro popolo ha passato negli ultimi 3000 anni di storia e non negli ultimi 150, cominciamo a renderci conto anche un poco di quello che poi potrebbe essere un eventuale piano di evacuazione, perché ripetiamo, e lì ci potremmo collegare al progetto Vesuvio, la nostra popolazione è sempre stata preparata a questo tipo di calamità naturali. Abbiamo firmato un contratto 500 anni fa con San Gennaro, lo sappiamo abbastanza bene. C'è da riconoscere che sia le zone flegree che le zone vesuviane non sono mai state così abitate a memoria d'uomo, quindi sono sempre state un po' più terre rurali, c'erano città, ma di questo livello mai. Diciamo c'è anche, è anche il risultato delle speculazioni edilizie degli anni 70, diciamo tutto un discorso che ha coperto l'intera nazione Italia, quindi non solamente il nostro territorio, e quindi c'è da dire proprio questo, che oggi dovremmo semplicemente prendere coscienza del fatto che il nostro popolo flegreo e vesuviano potrebbe convivere anche all'interno della Campania. C'è un progetto Vesuvio, appunto, di cui potrebbe parlare anche l'architetto Aldovella, che stiamo portando avanti da tempo e che con l'identitario stiamo divulgando, così come stiamo cercando di dare voce a quelle che sono le popolazioni flegree. Ne parliamo tra un minuto con il dottor Aldovella. Emilio Caserta, vogliamo chiudere questo nostro collegamento ricordando cosa ancora? Niente, che a nostro avviso, da cittadini vesuviani prima, flegrei poi, ma ripeto, pure il dottor Vela l'intergruppo si sta occupando al momento per non creare problemi alla protezione civile proprio del progetto Vesuvio. Noi abbiamo, a mio avviso, proprio il diritto di restare nelle nostre terre o almeno nelle vicinanze, perché spostare, per carità, noi ringraziamo le popolazioni di altre regioni, dal nord al sud, dell'ospitalità, però credo che ci siano tutte le possibilità di poter restare in Campania, in quanto ci sono degli studi fatti da oltre 15 anni portato poi dal dottor Enzo Coronato della Fondazione Convivenza Vesuvio. Ha studiato quindi precisamente quanto sia vuoto e ospitale la regione della Campania interna, perché noi ricordiamo che il 75% della popolazione campana abita nel 25% della Campania, ossia sulla costa, mentre il 25% della popolazione campana abita nel 75% della zona interna della Campania, con oltre 200.000 abitazioni vuote, perché i borghi si sono andati a svuotare
negli anni per tutta una serie di motivazioni, e quindi ci sarebbero tutte le possibilità per far sì che non venga perso capitale umano, capitale sociale, ma soprattutto capitale economico, e che si possa cominciare a creare effettivamente una convivenza tra le due parti della stessa regione, almeno per quanto si può, e poi esisterebbero le regioni eventualmente circostanti a noi. Il fatto che, proprio per evitare anche un lavoro immane di poter prendere e spostare una popolazione, parlo di 50-60 mila, ma in realtà stiamo parlando di 600 mila persone della zona Flegrei o di quelle vesuviane. A memoria d'uomo non è mai successa un'eruzione del Vesuvio e dei Campi Flegrei in contemporanea, sarebbe veramente quasi la fine del mondo. Esatto. Per quanto riguarda quindi questo discorso qui, perché andare a fare un lavoro immane proprio per la protezione civile e spostare una popolazione di 50-60 mila abitanti in Lombardia, 50-60 mila abitanti in Piemonte e viceversa, e così via? Perché un mio cugino che abita a 2 chilometri di distanza da me lo devo ritrovare dall'altra parte d'Italia e non sappiamo più quando ritorniamo? Perché poi anche lì un discorso proprio di anche lavorativo, cioè è tutto, certo. a mio avviso, che potremmo provare a studiarla in questo modo, cercando di rimanere nelle vicinanze. Ricordiamo, ultima cosa, Sì. che comunque si tratta di una legge regionale per quello che riguarda il progetto Vesuvio, che è una legge regionale numero 13 del 13 ottobre 2008, la quale appunto capitolo rischio Vesuvio sotto la voce pianificazione territoriale delle zone a rischio. Quindi la Regione Campania ha riconosciuto questo progetto e lo ha studiato per bene, quindi ricordiamo anche questo. Bene, eventualmente chi vuole leggere qualcosa di interessante c'è l'identitario.com, una pagina dove ci sono tante notizie, dove tu scrivi da giornalista Emilio Caserta, quindi grazie. Ringrazio anche Aldo Vella, commissario della Commissione Interparlamentare Rischio Vesuvio ed ex sindaco di San Giorgio a Cremano, e il dottor Pierluigi Musso, geologo. Grazie per tutte le informazioni che ci avete dato. Ci ritorneremo ovviamente qui, mi raccomando, teniamoci in contatto. Il mio gancio è Emilio, quindi grazie come sempre per il lavoro svolto e per l'informazione che ci date, perché dobbiamo portare in onda sì la notizia, ma dobbiamo portare in onda le verità, dobbiamo capire bene quello che succede e informare bene i nostri telespettatori. Questo è il ruolo di Canale Italia, assolutamente, in tutta Italia, isole comprese e anche all'estero.